Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso. Chi vivrà vedrà. Gianna non cercava il suo Pigmalione. Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna non credeva a canzoni o UFO. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. Ma la notte la festa è finita e viva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso. Chi vivrà vedrà. Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai? Tutta là, vieni qua. Chi la prende a chi la dai? Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi. Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c'è mai. Prendi e vai, prendi e vai. Tu non prendi se non vai. Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai? Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1056 di oggi, martedì 14 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono in Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, molto altro ancora. Allora, 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. Poi dalle 18:30 con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini allo 0292947222 per la sua bellissima scuola di magia. Diamo allora il là al Qui Parlamento, e il Qui Parlamento di questa sera è l'onorevole Davide Bergamini che parla sull'agricoltura. Sveva, buon lavoro, vai pure. Qui Parlamento.
Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Oggi siamo qui in quest'Aula per affrontare un tema che va oltre la dimensione economica e settoriale, ma siamo qui proprio per parlare di PAC, la politica agricola comune. Parlare di PAC significa parlare del futuro dell'Europa, della sovranità alimentare del nostro Paese, ma di tutta l'Europa, e dell'identità soprattutto dei nostri territori. Del lavoro di milioni di agricoltori che ogni giorno garantiscono sulle nostre tavole cibo sicuro e qualità all'interno dei nostri paesi. La mozione che discutiamo oggi, a prima firma del Presidente Riccardo Molinari, nasce da un'esigenza ben chiara e condivisa, nasce per portare la voce di milioni di agricoltori per difendere la centralità dell'agricoltura all'interno di un progetto europeo. In un momento in cui la Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, sembra invece voler stravolgere quella che è la struttura della PAC post 2027, anticipando i 2 anni il dibattito e ponendo le basi per una riforma che rischia di penalizzare veramente in modo importante quello che è l'intero comparto agroalimentare europeo. Siamo di fronte ad una riforma prematura, sbagliata sia nel metodo che nel merito. Non solo il metodo, ma anche il merito di questa proposta desta una profonda preoccupazione a tutte le associazioni del settore. La Commissione ha infatti presentato la creazione di un cosiddetto Fondo Unico Europeo, ne hanno parlato anche i colleghi che mi hanno preceduto, per la prosperità, la sicurezza economica, sociale e territoriale dei Paesi. Un fondo che va ad accorpare 5 politiche che oggi invece sono indipendenti, tra le quali c'è proprio la PAC. La politica di coesione, la pesca, la sicurezza delle frontiere e la resilienza economica. Si tratterebbe di una vera e propria fusione forzata di politiche che finora erano gestite separatamente e che nella nuova programmazione del 2028-2034 verrebbero inglobate in un unico contenitore finanziario. Questo approccio, Presidente, rischia di cancellare la specificità agricola dell'Unione, riducendo la PAC a un capitolo indistinto all'interno del bilancio europeo, mettendo sullo stesso piano l'agricoltura con politiche che non hanno nulla a che fare con la produzione, col reddito e con la sicurezza alimentare. È un cambio di paradigma importante e gravissimo, sottolineiamo, perché comporta la perdita di visibilità politica dell'agricoltura, di capacità di indirizzo e di gestione autonoma del settore primario. Sarebbe con questo cambio la fine della struttura a 2 pilastri, una struttura che ha sempre permesso comunque di mantenere in piedi quello che è il comparto agricolo e che già nel 2021-2027, in quel periodo, l'Italia ha dovuto affrontare una contrazione molto significativa del budget europeo a livello agricolo, passando da 52 a 45,3 miliardi di euro. Ora la Commissione intende addirittura superare la storica struttura a 2 pilastri, come dicevo poc'anzi, che riguardano i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale e che per decenni ha garantito invece equilibrio, stabilità e continuità del nostro settore agricolo. Con questa nuova architettura tutto confluirebbe all'interno dei cosiddetti piani di partenariato nazionali, dei veri e propri piani unici che accorpano pagamenti diretti, sviluppo rurale, fondi sociali e di coesione. Di fatto, così facendo, lo sviluppo rurale scompare come politica autonoma, con gravissime conseguenze per le aree marginali, per tutte quelle aree interne, per le aree di montagna e soprattutto per i piccoli comuni agricoli che rischiano completamente di essere abbandonati. Su questo siamo tornati più volte perché comunque riteniamo che l'agricoltore sia il custode del territorio, sia quella persona che preserva le aree interne e che abbia la necessità di poter continuare la propria attività all'interno del nostro Paese. Questa sarebbe una perdita non solo economica ma strategica per l'Italia, significa negare il ruolo dello sviluppo rurale come strumento di coesione territoriale e di presidio per le aree interne, esattamente il contrario che ci servirebbe in questo momento al nostro Paese. Siamo purtroppo di fronte a quella che è una deriva ideologica e tecnocratica a cui la Commissione europea spesso ci ha abituati, lo abbiamo detto e lo ribadiamo più volte. Come Lega non accetteremo mai che l'agricoltura venga trattata come un campo di sperimentazione ideologica. Le politiche europee recenti hanno imposto vincoli, regolamenti, divieti sempre più rigidi, spesso pensati per compiacere lobby ambientaliste o gruppi di pressione urbani, lontani anni luce da quello che è poi la realtà dei campi. Vorrei ricordare quelle che sono le norme sui fitofarmaci, le restrizioni sugli allevamenti, i tagli alle superfici produttive. L'Europa in questi anni ha costruito un sistema in cui l'ideologia ha superato spesso la realtà.
E non basta, perché la nuova proposta introduce anche un meccanismo di condizionalità politica pericolosissimo. La Commissione potrà sospendere o bloccare i fondi non solo per ragioni amministrative, ma anche presunte violazioni dello Stato di diritto della Carta dei diritti fondamentali. Questo diventerebbe un precedente grave, perché trasformerebbe i fondi europei da strumenti di sostegno a strumenti di pressione politica, e noi questo non lo vogliamo, sottraendo sovranità agli Stati e mettendo a rischio anche quello che è la certezza del diritto. Parliamo poi del nuovo sistema di farm stewardship, che rappresenta un rischio di burocrazia paralizzante in un momento in cui si cerca di sburocratizzare anche certi settori, certi comparti del Paese. Questo sistema, che rappresenta la gestione sostenibile dell'azienda agricola, come l'ha definita la Commissione europea, in teoria dovrebbe incentivare comportamenti virtuosi, ma in pratica diventa una condizione obbligatoria per accedere a qualunque pagamento PAC. Gli agricoltori infatti su questo tema sono rimasti veramente stupiti, perché potranno ricevere fondi solo se rispetteranno tutti e tre i punti dei livelli cumulativi di condizionalità, che sono quelli ambientale, sanitario e fitosanitario, quello sociale e relativo ai diritti dei lavoratori, e quello climatico e di tutela del suolo e della biodiversità. Il problema è che il mancato rispetto anche solo di uno di questi elementi, requisiti, comporterà l'esclusione da tutti i pagamenti, piegando veramente tante aziende agricole. Non è un incentivo, ma diventerebbe un sistema punitivo che rischierebbe di paralizzare soprattutto i piccoli produttori e le aziende familiari, già oberati da costi ed adempimenti. Noi la riteniamo una vera e propria follia, Presidente, perché andrebbe a penalizzare le piccole aziende, che sono quelle che rappresentano la struttura portante del nostro settore all'interno del nostro Paese. È giusto promuovere la sostenibilità, non l'abbiamo mai negato, ma non si può trasformarla in un labirinto burocratico per gli agricoltori, che paralizzerebbe la produttività e scoraggerebbe soprattutto chi produce con fatica e responsabilità, e andrebbe a scoraggiare soprattutto gli insediamenti di aziende giovani, di cui tanto parliamo anche all'interno di quest'Aula. Noi siamo consapevoli che l'agricoltura va sostenuta e non deve essere colpevolizzata, come purtroppo succede spesso all'interno della Commissione europea. Voglio poi affrontare il tema della sovranità alimentare e della concorrenza sleale, che abbiamo affrontato già più volte sia in Commissione che anche all'interno di quest'Aula, perché il nostro modello agricolo è unico, basato su qualità, su filiere corte, sulla sicurezza alimentare, su una produzione agroalimentare che fa invidia a tutto il mondo, e per questo serve una PAC che lo difenda, una PAC anche nei confronti dei mercati esterni, che sia a tutela dei nostri agricoltori. Non possiamo più accettare che prodotti che provengono da paesi extra UE arrivino in Europa realizzati con standard ambientali e qualitativi, se non sanitari, nettamente inferiori ai nostri, generando poi sui nostri mercati una concorrenza sleale e mettendo a repentaglio quella che è la sicurezza alimentare dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. La Lega chiede quindi l'introduzione di clausole di reciprocità vincolanti, perché chi esporta verso l'Unione Europea deve rispettare le stesse regole ambientali che rispettano i nostri agricoltori, deve rispettare le stesse regole sociali e la sicurezza che sono imposte dalle nostre aziende. Questa è la vera sostenibilità, che non è imporre vincoli unilaterali, ma garantire equità in tutte le condizioni. Siamo di fronte purtroppo ad un bilancio ridotto e nessuna valutazione di impatto probabilmente è stata fatta nel modo corretto, perché non possiamo ignorare anche l'aspetto finanziario di questa nuova PAC, che assegna per il periodo 2028-2034 circa 300 miliardi di euro contro i 386 miliardi precedenti. Siamo di fronte a una riduzione del 20% che andrebbe veramente a piegare le gambe a migliaia di imprenditori agricoli, un taglio pesante, mascherato probabilmente da razionalizzazione, ma che va ad indebolire il reddito agricolo e mima la competitività del Made in Italy. L'impegno della Lega con questa mozione chiede al Governo di portare una posizione chiara e ferma, difendere la PAC come politica autonoma e strutturale, non come fondo indistinto, salvaguardare la gestione decentrata dei fondi e il ruolo delle regioni, tutelare il reddito degli agricoltori e la competitività dell'impresa italiana, respingere ogni ipotesi di riduzione del budget agricolo, perché ce lo chiedono gli imprenditori agricoli, garantire la piena partecipazione delle organizzazioni alla categoria della definizione della nuova programmazione 2027. Promuovere una PAC che premi il lavoro, la sostenibilità vera e non quella della produzione. Cari colleghi, in conclusione, Presidente, voglio
aggiunge che l'agricoltura non è un problema da contenere, ma una risorsa strategica da valorizzare. Dietro ad ogni campo coltivato, ogni stalla, ogni impresa agricola ci sono famiglie, comunità, territori. Difendere la PAC significa difendere la nostra identità. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi senza conoscersi, di città diverse, socialmente differenti, in giro per le strade della loro città cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Leggiami Brambilla, Fuluperari, Lauri la Ghisa, per pochi denari e non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace. Anche tu sei molto giovane. Quanti anni hai? E di cosa non sei soddisfatto? Ho quasi 20 anni e vendo giornali, girando i quartieri fra povera gente che vive come me, che sogna come me. Sono un pittore che non vende quadri, dipingo soltanto l'amore che vedo. A te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Sveva, alle 18:33 minuti e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete appena ascoltato I Giganti, proposta del 1967. Abbiamo il senatore Borghi un po' in ritardo questa sera, lo ritroveremo tra una decina, quindicina di minuti quando sarà pronto, perché chiaramente sono i tempi della politica. Noi però apriamo i telefoni allo 0292947222. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e in particolare abbiamo anche stasera lui, l'implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, con il suo diritto e rovescio. Sveva, se sei pronta vai pure.
Il PD Giorgio Gori, che un tempo è stato un alto dirigente di Mediaset, poi ex sindaco PD di Bergamo e oggi europarlamentare sempre del PD, non ha esitato a dire in pubblico, nel corso addirittura di una Dem Fest, cioè il seguito delle passate feste dell'unità, Giorgio Gori, dicevo, non ha esitato a dichiarare il suo dissenso sulla politica dell'immigrazione della segreteria Elly Schlein. Gori infatti ha detto testualmente: di fronte al turbamento delle comunità locali sull'immigrazione disordinata, che è un fenomeno che appare ormai fuori controllo, il PD ha scelto di non vedere e di non parlare, mentre gli altri, il centrodestra, hanno saputo cavalcare meglio la domanda di sicurezza e di normalità. E sempre Gori non ha esitato a dire, sempre in pubblico, che è l'immigrazione disordinata e irregolare che provoca il distacco fra le periferie e la sinistra, anche perché, ha proseguito sempre Gori, gli irregolari delinquono il 20% di più di chi è regolare. Cavolo, niente di meno, l'ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori si è reso conto di quello che sta succedendo con l'immigrazione irregolare nel nostro paese. Le 18:36 minuti 22 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata serotina, come tutte le sere ovviamente, di Zoom, martedì 14 di ottobre. Domani vi portiamo a teatro, domani manderemo in onda una bellissima commedia, L'Erede, una commedia anche abbastanza divertente che avrete modo di apprezzare e di ascoltare nella puntata di mercoledì 15 di ottobre, quindi non mancate perché sarà una grande puntata. Facciamo questa, ogni tanto ci prendiamo delle libertà in questa trasmissione e vi porteremo a teatro. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché abbiamo qui la BBC. Ecco, mentre il nostro vasto orbe terracqueo gira, diciamo che insomma, non diciamo che l'illusione di una pace sia durata l'espace d'un matin, però diciamo che in questo momento Gaza ha chiuso, Israele ha chiuso i principali valichi da e per Gaza, questo perché Hamas sta ciurlando nel manico per quanto riguarda la restituzione dei corpi degli ostaggi uccisi. Sapete che ieri sono stati riconsegnati 20 ostaggi vivi. Al momento le IDF, le forze armate di Israele, dichiarano di averne identificati soltanto 4, perché solo 4 sono gli ostaggi morti che sono stati restituiti. Di 2 sono stati resi noti i nomi, di altri 2 no, e in particolare le autopsie hanno rivelato violenze inenarrabili. Uno è stato assassinato, tra l'altro, nei primi 5 mesi di detenzione dopo il 7 ottobre 2023. Mancano 24 corpi all'appello, le famiglie degli ostaggi, le famiglie dei deceduti sono molto adirate con il governo Netanyahu e in particolare in questo momento Gaza è sottoposta a una vera e propria guerra civile. La guerra civile si è manifestata soprattutto nella notte perché sapete che si è appreso di alcuni assassini mascherati di Hamas che hanno ucciso 8 palestinesi sulla pubblica piazza, e questo perché Hamas dice che queste esecuzioni altro non sono che delle esecuzioni contro criminali e collaborazionisti con Israele. Tra l'altro, questi 8 morti arrivano dopo gli scontri violenti tra quelli di Hamas e quelli invece del clan Dugmush, che in quel di Gaza City ha lasciato qualcosa come 50 morti e ferito 12 terroristi di Hamas. Come si dice, la BBC dice anche che ieri, mentre appunto le famiglie stavano festeggiando il rilascio di questi 2000 prigionieri palestinesi in cambio appunto dei 20 ostaggi vivi
israeliani nel nel quartiere di Sheaya c'è stata una sparatoria. Hamas dice che i suoi terroristi stanno lavorando per riprendere e restaurare la sicurezza a Gaza ed eliminare il crimine, ma molti temono invece che Hamas stia usando questo caos per mettere, diciamo così, per aggiustare i conti con i rivali e silenziare i critici, inclusi quelli che avevano posto in dubbio l'attacco del 7 ottobre 2023 che ha dato il via alla guerra. E la BBC riferisce il parere, per esempio, di un avvocato che vive a Gaza, Moumen Al-Nator, il quale condanna queste esecuzioni come atti di giustizia sommaria. Perché la gente gode di questo caos? Un uomo mascherato uccide un altro uomo mascherato senza nessuna prova, senza indagini, senza un tribunale, senza nemmeno un periodo per chiedere l'appello. Come chiamiamo questa roba? Resistenza? No, la chiamiamo completa assenza di diritto. Quelli che uccidono senza le regole del diritto sono dei criminali e li riterremo responsabili. Siamo testimoni del carattere più scuro, più oscuro della nostra storia. Anche l'attivista dei diritti umani Khalil Abu Shamala dice alla BBC che Gaza è entrata in una nuova fase molto pericolosa. Vedo la paura, la sconfitta e la disperazione negli occhi della gente. Sì, la guerra è terminata, ma le sfide che ci attendono sono enormi. A meno che la gente non veda dei passi reali che dia loro della speranza, molti continueranno ad andarsene da Gaza non per scelta, ma semplicemente perché sanno di non avere più un futuro qui. Ibrahim Faris, che è un attivista che vive nella zona centrale della striscia di Gaza, definisce i combattimenti interni, la guerra civile, come peccato. Se non puoi correggere un errore con un altro, e le esecuzioni senza un giusto processo sono un crimine. Che Dio assista il nostro popolo. Le esecuzioni pubbliche, che sono tra l'altro la più sanguinosa, l'atto più sanguinario che è avvenuto dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, hanno rafforzato il senso di terrore e di certezza anche del fatto che la prossima battaglia di Gaza potrebbe non essere contro Israele, ma tra i palestinesi stessi. Questo è quello che sta succedendo mentre io vi parlo, o meglio, che è successo stamattina. Mentre io vi parlo, però, appunto, dice la BBC, intanto sono stati identificati questi due dei 4 ostaggi che sono stati restituiti da Hamas. In particolare uno è Bipin Yoshi, l'altro è Guy Illuz, ma le famiglie appunto hanno espresso rabbia sul fatto che altri 24 compagni di prigionia non sono stati restituiti. Ancora, Trump ha detto che il prossimo stadio dei negoziati sul suo piano per terminare la guerra sono attualmente in corso, ma al momento non ci sono dei dettagli su come, quando e in che modo verranno applicati. Il primo ministro britannico Keir Starmer dice che il focus nei prossimi giorni e nelle prossime settimane è l'implementazione implacabile e senza sosta del piano di pace voluto da Trump, che però, dice ancora, non è una piccola sfida. Dico queste cose per dirvi che insomma la situazione non è facile e appunto Israele non riaprirà il valico di confine di Rafah tra Gaza e l'Egitto e ridurrà il flusso di aiuti che stanno entrando nel territorio. Questo perché, dice ancora la BBC, i giornali israeliani e la Reuters riferiscono che questa decisione è arrivata solo dopo la restituzione di appena 4 corpi degli ostaggi ieri, lunedì 13 di ottobre. Secondo gli accordi di cessate il fuoco, invece, Hamas aveva tempo fino a mezzogiorno, ora locale, le 11 in Italia di ieri, per restituire tutti gli ostaggi, sia quelli vivi che quelli morti, quindi 20 vivi e 28 bare. Tutti gli ostaggi al momento in vita sono stati restituiti, ma si ritiene che i resti di fino a 24 altri ostaggi siano rimasti a Gaza. L'accordo di cessate il fuoco, pubblicato sulla stampa israeliana, sembra riconoscere il fatto
che Hamas e altre fazioni palestinesi potrebbero non essere in grado di rinvenire tutti i resti all'interno appunto della finestra che era stata prevista dall'accordo di pace voluto da Trump. Quindi, come vedete, la situazione potrebbe farsi nuovamente tesa, ma al di là della possibilità che questa situazione si faccia di nuovo tesa, c'è da sottolineare, e questo è ancora più grave, il fatto che Hamas stia a tutti i costi e in ogni modo facendo piazza pulita all'interno della striscia di Gaza di quelli che ritiene collaborazionisti degli israeliani, oppure molto semplicemente regola conti con clan rivali. Siamo in pratica alla guerra tra bande e può succedere davvero di tutto. Abbiamo una telefonata, Sveva, se ce l'abbiamo la prendiamo subito, come no? Pronto, chi è là? Vediamo un po'. No. Sì, pronto? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Très bien, monsieur. Che mi dici di bello? A quanto pare finalmente la Pax Stantibus Rebus è riuscita, Ma la pace certamente sì, ma mi sembra che tra i Gazawi sia una lotta alla pace eterna tra di loro, però. E Cioè, le esecuzioni sulla pubblica piazza mi sembra che siano tutto fuorché diritto e mi sembra che siano tutto fuorché civiltà. Quindi Hamas che manda gente mascherata ad ammazzare gente in giro, beh, se questi erano gli eroi, meno male. È proprio Io ho un'idea diversa del concetto di eroismo. Comunque, lasciamo stare. Dimmi tutto. Volevo tenere il mio editoriale. Vai. Questa è Radio Libertà, la Talk Radio, Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonio Danna, e adesso c'è il punto di Michele Caruso. Tensione a Gaza il giorno dopo la cerimonia di firma della tregua a Sharm el Sheikh, voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ambiva al premio Nobel, che evidentemente per questioni di tempistica al momento non era proprio il caso destero, bisogna aspettare il prossimo giro eventualmente. I media palestinesi comunque riferiscono che 6 persone sono state uccise dal fuoco israeliano nel quartiere orientale di Shia a Gaza City sotto il controllo dell'IDF in base all'accordo di cessate il fuoco. Secondo fonti militari, i 6 si erano avvicinati troppo alle truppe. Il di Hamas che parla di violazione delle intese. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa intanto avverte che ci vorrà del tempo per consegnare i resti di tutti gli ostaggi uccisi, data la difficoltà di trovare i corpi tra le macerie. Dunque il PD parla di un voto unanime su Gaza in Parlamento, nessuna difficoltà, ma bisogna vedere se ci siano le condizioni tali per una pace effettiva, come dicevi te poc'anzi. Ieri c'è stata questa firma a Sharm el Sheikh da parte di Donald Trump. È stato un giorno incredibile per il Medio Oriente, sulla striscia di Gaza, finalmente la pace tra Israele e Palestina, sono stati liberati gli ostaggi, un'alba storica di nuovo in Medio Oriente. Dunque così in Egitto è stato sottoscritto l'accordo di pace, la sua firma ha seguito quella del presidente egiziano Al-Sisi, che insieme a Trump presiede il vertice egiziano sul futuro della striscia, Cursa, mosso è veramente importante perché è un giorno incredibile per il Medio Oriente, però bisogna che, come dicevano gli antichi latini, pacta respectanda sunt, cioè i patti devono essere rispettati. Ci sono voluti 3.000 anni per arrivare qui, ha detto Trump, così il capo della Casa Bianca parla di questo accordo di pace come qualcosa di veramente straordinario che leggeremo tutti i libri di storia. Dunque bisogna garantire la tutela di tutti. Hamas deve liberare gli ostaggi, non soltanto così a tratti come sembrerebbe che sia successo fino ad ora. Dunque la diplomazia ha avuto il sopravvento, e io concluderei dicendo che comunque a Sharm el Sheikh, riguardo alla pace di Gaza tra Israele e Palestina, finalmente
si è riusciti a raggiungere questo traguardo comunque dopo tanto tempo, dopo che è stato veramente versato tanto sangue innocente, tante vittime sono state mietute tra inermi civili, non risparmiando neanche donne e bambini. Allora concluderei chiedendoti, Michele Caruso chiede a te, giornalista Antonio Danna su Radio Libertà, nel mio punto di Michele Caruso, adesso che cosa bisognerà aspettarsi dopo firma di questa tregua, di questa pace? Veramente è tutto risolto dai tempi di Intifada, la guerra fratricida tra Israele e Palestina, oppure è soltanto così qualche cosa di parvenza e dopo si sa che cosa succederà? Da Michele Caruso, grande e buona serata. Ma io non ho la sfera di cristallo. Certo, sentire Hamas che dice a Israele non rispettate i patti significa avere la faccia come il culo. Detto ciò, aggiungerei una cosa. È evidente che Hamas resta un gruppo di terroristi il quale ha tutto in mente meno che disarmare e ritirarsi in buon ordine dalla scena, come ha proposto Trump e come Trump crede. È evidente che chi gli passava i denari, cioè i loro grandi amichetti di Teheran, per il momento sono in altre faccende affaccendati e hanno problemi seri. Non credo si sia trattato soltanto di diplomazia, ma anche e soprattutto di forza. Forza militare, certamente, per la pressione di Israele che ha spinto sull'entrata a Gaza City e addirittura è arrivata a combattere quasi casa per casa, pur di arrivare al punto di far cedere Hamas, che è stato pressato con forza dai paesi firmatari degli accordi di Abramo, inclusa anche la Siria, va detto anche questo, e solo per effetto di questo combinato disposto è stato possibile ridurre costoro, ormai decimati sia nei numeri che anche nella catena di comando, ridurli alla ragionevolezza. Perché vi vorrei ricordare che negli ultimi 2 anni Israele ha sempre detto: se ci date tutti gli ostaggi, noi ci ritiriamo. Hamas ha sempre fatto orecchie da mercante. Ha saputo svolgere una buona politica di controinformazione, spargendo del vero e proprio veleno, passando da aggressore ad aggredito, gente che non ha avuto né problemi e né paura nel servirsi degli ospedali per tenerci le armi, gente che non ha avuto problemi nell'usare le ambulanze per trasportare le armi, gente che si è servita del suo popolo come scudi umani. Del resto Yahya Sinwar, quell'assassino che è stato ridotto in brandelli da un colpo di carro Merkava da 70 tonnellate, ecco, quell'assassino lì nelle sue dichiarazioni aveva detto che se morivano bambini e donne era ancora meglio, perché questo sangue serviva alla sua causa. E la sua causa qual è? L'annientamento dello Stato di Israele. Mi pare che sia stato annientato Sinwar con tutti gli altri amici suoi, quelli di Hezbollah e tutta quella bella gente lì. Per cui è chiaro che adesso si apre uno scenario diverso. Lo scenario diverso è che con l'arrivo di questa forza di interposizione, che sarà tra l'altro guidata dai paesi arabi che metteranno i loro soldati, e questo è un fatto molto importante, più il Board of Peace che sarà guidato da Trump, nel quale ci saranno tutta una serie di leader, tra cui anche l'egiziano al-Sisi. Quindi io vorrei capire quelli che parlano di colonialismo, perché ormai a difendere Hamas è rimasta solo la sinistra in Italia, perché all'estero hanno finito. Ecco, il fatto che ci sia questa forza di interposizione lascia intendere che molto probabilmente Hamas a un certo punto resterà senza soldi, senza assistenza, o si sbrancheranno oppure tenteranno un assalto finale e saranno annientati. L'altro regime che cadrà, lo vedrete, è solo questione di tempo, è quello iraniano, quello degli Ayatollah, regime che dopo la guerra dei 12 giorni, con una serie di efferate repressioni, ha cercato di mantenere il controllo su un paese nel quale però oggi manca l'acqua, c'è siccità e la gente non è certo contenta.
Quindi gli iraniani hanno problemi più seri per il momento di cui occuparsi anziché dei loro amici di Hamas. Le premesse ci sono, è una strada in salita, non sarà una cosa facile, però due popoli e due stati, benissimo. Free Palestine, sì, ma free prima di tutto da Hamas. Se tolgono di mezzo quegli assassini, se viene fuori un leader moderato, capace di dialogare con Israele, se soprattutto cambia la postura contro l'esistenza dello Stato ebraico, soprattutto nell'ambito dell'architettura dell'estensione degli accordi di Abramo, che è quello il vero punto di svolta, allora vedrete che sarà una pace che durerà e sarà davvero qualcosa di storico a cui avremo assistito nelle nostre vite. Sveva, chiama pure il senatore Borghi perché lui è pronto, quindi vai pure in onda, vai pure al telefono che lo prendiamo. Ecco qua. E poi mandiamo ovviamente la sigla di Scuola di Magia e tutto. Anzi, facciamo una bella cosa, Sveva. Diamo il jingle e poi rientriamo direttamente con le sigle e avremo anche il senatore. Dai, grazie. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. A te la linea, Antonino, il senatore è in linea. Allora andiamo con la sigla di Scuola di Magia. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and Charybdis, hypnotized by you if I should linger, staring at the ring around your finger. Senatore carissimo, buonasera e bentornato. Nino, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue. Scusate il ritardo, ma come avete visto c'era in corso il Consiglio dei Ministri con decisioni importanti e quando succede così io devo sempre tenere il telefonino libero, perché se i nostri ministri hanno bisogno di qualche aiuto dal punto di vista economico, come numeri, come cose, devo essere pronto a darglieli. Ma anche questo, come diceva l'immenso Gianni Minà, è il bello e la diretta, cioè perché questo è un retroscena della vita politica del paese, proprio la pressione sanguigna e così via. Pensate, c'è un uomo che sta attaccato a un telefono quando il governo italiano è riunito perché in caso di necessità deve entrare in campo con i suoi suggerimenti e la sua expertise. E questo è un po' come assistere alla prima della scala da dietro le quinte, quindi non c'è niente da scusare. Il suggeritore dentro nella Esatto. buca, ci vuole anche lui, poverino. È come essere assieme al suggeritore dentro la buca, quindi non c'è niente da scusarsi, anzi è pure divertente la cosa. No, può essere, sai, d'altra parte il punto è sempre quello, cioè la politica sembra semplice, no? Ma ogni ruolo c'è ed è differente da quello che magari uno pensava prima di mettersi in gioco, no? Diciamo così. Sì.
E quindi, per dire, se una persona come me che ha una sua competenza specifica, insomma, per l'economia o volendo anche forse perché sono tutto sommato un insegnante, anche un po' per spiegarle le cose, no? Motivo per cui io qua faccio la scuola di magia, non faccio... è una scuola, no? Io sono un apprendista altrimenti... stregone, quindi... certo, d'altra parte, se no, che fai? Cioè, il mestiere dell'insegnante è ovvio che io parlo pro domo mia, tante volte non è esattamente fra i più considerati, però io credo che sia fra i più importanti, poi magari mi sbaglio. E quindi insomma, chi fa il mio lavoro, da una parte, se qualche volta lo mandano a fare il frontman, ci vado, ma semplicemente da bravo soldatino eseguendo, però ecco, il mio mestiere dovrebbe essere stare lì a spiegare ad altri che magari invece sono in quel momento più avanti nel campo di battaglia, in modo tale da potersi gestire meglio. Quindi insomma adesso però che pare che le cose più fondamentali insomma siano state discusse, posso quantomeno condividere con voi una certa soddisfazione, perché sembra che certe cose che la Lega ha spinto in modo insistente, diciamo così, nei mesi precedenti la scrittura di questa legge di bilancio, che avevano trovato delle forti resistenze, sembra che stiano passando. E quindi, insomma, io lo sapete, no? Sono uno che se le cose non vanno troppo bene non ha vergogna a dire le cose non stanno andando bene, no? Invece in questo caso sembra che fortunatamente stiamo riuscendo a essere convincenti, e quindi per diciamo due cose che ci sembravano di buon senso, anche se non immediatamente comprensibili evidentemente, no? Viste le resistenze, che sono da una parte il contributo per le banche. Sì. Perché ora io lo so che noi siamo la Lega e abbiamo dietro voi cittadini. Le banche hanno dietro tutta una serie di poteri che in certi casi riescono a essere più convincenti rispetto dei cittadini, va? Mettiamola così. E quindi prendere e dire io tocco le banche non è un'impresa così facile, credetemi, non è per niente un'impresa facile, però dall'altra parte noi dicevamo ma noi alle banche gli vogliamo bene, siamo riusciti anche a salvarne finalmente una, no? Vale a dire come quella del Monte, importante come il Monte. Però se fanno 50 miliardi di utile, 50 miliardi, no? Senza particolari meriti, perché non è che hanno fatto 50 miliardi di utili perché nel frattempo, grazie a un colpo di genio, hanno scoperto il motore ad acqua, no? O cose di questo tipo. No, cioè stanno facendo 50 miliardi di utili per una meccanica dei tassi particolarmente favorevole che è arrivata, virgolette, dal cielo, no? Insomma, è plausibile per un politico che deve fare delle scelte andare a chiedere dei continui sacrifici ai cittadini e non andare a prendere una parte che non inficia non è che li mette in difficoltà, li mette in ginocchio, li fa scappare o cose di questo tipo. C'è una parte che è, diciamo, grande come cifra, perché si sta domandando una cifra grande, ma è piccola in termini percentuali di questi enormi utili che le banche stanno facendo. E quindi dopo che ci siamo dovuti sentire che non eravamo in Unione Sovietica da parte di qualche alleato, tipo Forza Italia, dopo esserci fatti sentire che sì, risolviamo tutto con le DTA, per chi non è avvezzo alle scuole di magia, gliela spiego io che cos'è la cosa della DTA. Le DTA sarebbero delle deduzioni che spettano alle banche. Il ragionamento è: io invece di fare queste deduzioni quest'anno, le spargo negli anni futuri, così facendo ti pago di più quest'anno e ti pagherò di meno gli anni prossimi.
Ma questo a casa mia si chiama prestito, cioè non è un contributo, no? Cioè significa che io, guarda, invece di pagarti 10 di tasse quest'anno, te ne pago 11, però quell'1 me lo ridai nei prossimi 3 anni, magari anche con gli interessi. Vabbè, allora tanto vale che io vado in qualche banca e mi chiedo: scusa, non è che mi presti uno cortesemente? Non è un contributo, non è una tassa. Viceversa, quello che si domandava è un contributo effettivo, insomma, no? In modo tale da poter avere quel po' di soldini in più per fare 2 cose che mi sembrano anche qui non fantascienza, ma sono 2 richieste minime che abbiamo fatto da tempo e su cui si mugolava, ma che sembra che stiano passando anche queste, che sono l'abbassamento dell'IRPEF per il ceto medio e la rottamazione delle cartelle. Ora, 2 parole su queste 2 misure che verranno quindi in parte finanziate, se non in tutto finanziate, con il prelievo alle banche. Allora, l'IRPEF sul ceto medio è la più facile da spiegare, no? Cioè stiamo parlando, diciamo, di quella fascia che gravita nei dintorni dei 40.000 euro di IRPEF, no? Come dichiarazione. Uno, mi rendo conto che può dire: vabbè, ma questi stanno bene, no? Ma no, perché in una maniera o nell'altra va tenuto presente quant'è il contributo che queste categorie ha sempre dato alla carretta. Se noi andiamo a vedere chi ha sempre pagato le tasse, vediamo che la maggior parte, no, delle tasse pagate va a cadere proprio in questa fascia, no? Dove se noi misurassimo la pressione fiscale per questi soggetti, altro che il 50%, cose di questo tipo, si scopre che più o meno il reddito alla fine finisce quasi tutto in tasse, perché voi vi immaginate, no? Un prelievo fiscale che da lì in poi arriva all'aliquota massima, no? Quindi stiamo parlando già di 40%, no? Così, giusto per gradire. Dopodiché quello che avanza quando questo impiegato o funzionario, perché magari insomma è che una volta, diciamo, aveva un suo benessere, esce di casa, cioè non appena fa la benzina gli vengono prelevate le tasse, non appena compra qualcosa parte l'IVA, cioè, capito? Alla fine se noi facciamo la somma, no, di quello che paga questo cristiano, vediamo che una buona parte di quello che lui guadagna è sempre prelevato in tasse, per cui se anche gli togliamo un 2%, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, dalle spalle non mi sembra che stiamo facendo un danno a nessuno, anzi mi sembra che sia una cosa oggettivamente fattibile. Prima cosa. Certo. E seconda cosa, la questione delle cartelle, dove ci dicono che noi aiutiamo gli evasori, che è un pessimo esempio, no? Così, questo tipo. Ma anche in questo caso, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io quando sento anche qualche alleato che parla di evasori o similari, dice: ma avete mai visto, avete mai guardato la nostra proposta? Cioè, se uno è stato pizzicato se uno è stato pizzicato dalla finanza, è un evasore perché non aveva dichiarato e così questo tipo, nessuno ha mai detto che questo deve essere graziato. Noi stiamo sempre parlando di gente che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e che per un motivo o per l'altro poi non sono riusciti a pagare, e il numero di queste persone, tenuto presente il delirio che è successo in questi ultimi anni, da Covid, guerre, rialzi dell'energia e così di questo tipo, è smisurato. E queste persone sono distrutte. Cioè noi abbiamo milioni di persone che e non posso presumere che siano in cattiva fede, no? Perché cioè, è ovvio che poi io dovrei fare analisi psicologica di tutti per farla precisa, ma se uno dichiara, che evasore è? È il evasore che si autodenuncia. Se uno dichiara che evasore è.
Cioè, capito? Cioè, significa che sarà l'evasore più strano del mondo, cioè vale a dire uno che accende il faro del fisco su di sé, no? E poi Sì. automaticamente si mette in una situazione difficile, perché dopo aver acceso il faro del fisco su di sé dicendo guarda che io ho incassato, cioè devo pagare queste cifre, poi non le paga, facendo partire quindi un meccanismo infernale, no, ai propri danni. Ma non è più plausibile pensare che questa persona si sia trovata in difficoltà piuttosto che sia un cervellotico evasore, no? Che tenta un sistema creativo che è quello dell'autodenuncia per poi non pagare. Per cui invece su questo, anche in questo caso, nonostante gente volesse chiedere ma non li facciamo che valgono soltanto fino al 2022, ma bisogna chiedere la mega rata iniziale, no? E così di questo tipo, dovremmo essere riusciti a portare a casa quello che abbiamo chiesto da sempre per poter funzionare, cioè vale a dire 108 rate, quindi significa che uno ha tutta la tranquillità e la dimensione della rata sufficiente per poter rientrare in bonus, no? 108 rate, si paga tutto il dovuto, non si pagano le sanzioni e gli interessi, e a un certo punto nessuna maxi rata iniziale, quindi tasse, rate tutte uguali, e uno ritorna a vivere, no? E anche in questo caso io sto facendo un favore allo Stato, e questo che secondo me alcuni miei alleati non capiscono, perché tanto significava zero incassi, no? Per questo per lo Stato, perché semplicemente questa è gente che non ce la faceva. Non è che se va lì da uno a dirgli che deve pagare 100.000 euro, questo automaticamente li paga, non ce li ha. Esatto. Non si cava sangue dalle Se io gli rape. dico che deve pagare 1.000 euro al mese, magari farà fatica a tirare la cinghia, ma magari ce la fa. Certo. È così semplice, insomma, e mi sembra che stiamo andando in questa direzione, incluse alcune cose che sembra che siamo sempre solo noi a ricordarcele, tipo la famigerata plastic tax, la sugar tax, cioè delle imprese che a questo punto si troverebbero a chiudere semplicemente perché non conveniente, e invece così facendo rimangono aperte. Insomma, sembra che con una certa qual fatica, combattendo, mentre tutti gli altri erano lì a preoccuparsi di quanti voti aveva preso la Bundu a Grosseto, no? E cose di questo tipo, insomma, noi andiamo avanti con delle cose che sembrano importanti per gli italiani. Questo sembra anche a me. Diciamo Quindi così, scusami se io sono un po' di fretta, oggi l'abbiamo fatto un po' così, devo poi adesso rimetterti giù perché ho paura che fra un po' mi risuoni il telefonino e siano sempre quelli chiusi lì a Palazzo Chigi, ma insomma Cavolo, ci tenevo a essere con voi anche in davvero queste giornate un po' 007. convulse. Mi sto sentendo 007 al servizio di Sua Maestà. Grazie. Cavolo, quando lo Stato la Repubblica chiama e noi non possiamo che rispondere. Però vedete che almeno io ci posso provare a essere sempre con voi anche quando è giornate un po' incasinate. Grazie davvero, infatti, Antonino, grazie. un abbraccio a tutti. Di Grazie. nuovo un abbraccio ancora. Sveva, vai pure con la sigla. Ciao. Scuola di magia. Qui Parlamento. Pim, 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 pim. Bello sto qui Parlamento, mi piace sempre quando fa pim, 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 pim. E beh, la radio d'altronde è fatta di contributi audio e a maggior ragione ci piacciono le musichette belle. Allora, bella gente, grazie ancora una volta a Claudio Borghi Aquilini per averci portato nella buca del suggeritore del governo. La vita è veramente sorprendente, ragazzi, davvero. Se mi avessero detto che un giorno mi sarei trovato a vedere la buca del suggeritore del governo, non ci avrei creduto. E questa è la dimostrazione, se volete, di quello che diceva George Bernard Shaw, cioè che tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo. Ci auguriamo di averne abbastanza per poter veder capitare tutto. Speriamo però che sia il più possibile roba buona. 0292947222, da questo momento il telefono è aperto, abbiamo una mezz'oretta che possiamo dedicare alle nostre telefonate, a raccontarci la nostra giornata, a commentare la politica, a commentare i fatti di oggi, a commentare
quello che volete voi. Quindi il telefono è serenamente aperto ed è disponibile per voi. Allora, bella gente, intanto vi dico che guardando appunto l'ANSA, manovra da 18 miliardi, taglio dell'IRPEF dal 35 al 33%, risorse per salari e famiglia, da banche e assicurazioni... Antonino, scusami se ti interrompo, c'è un'ascoltatrice in linea. Dai, pronto? Chi è là? Pronto Antonino, buonasera. Sono Lucia De Pogliano. Oh, Lucia, ben trovata. Volevo intervenire prima con Claudio, poi vabbè, è andato via da subito perché aveva fretta adesso. Volevo dire, Antonino, magari anche tu ti do del tu, come ormai. Ti ricordi Hollande, il primo ministro di francese un po' di tempo fa? Sì, il presidente Boudin Hollande, sì, me lo ricordo. Che ho letto un articolo che in 2 mesi ha fatto tanti di quei tagli, tante di quelle riforme, dopo non so più che fine ha fatto, non mi ricordo. Era una fake news. Per quello che non puoi sapere. Era una fake news, non era vero niente di quella roba lì. Ah, allora non è vero, ecco, allora non è vero. Era girata ai primi tempi della sua elezione, nel lontano 2007, credo. Sì, perché lui tra l'altro fece solo un giro di giostra e finì finì la sua presidenza, tra l'altro molto, molto schifato dal pubblico, anche perché lo avevano beccato mentre andava dall'amante, addirittura il casco che aveva in testa ebbe un botto di vendite e robe varie. Comunque era tutta una balla, sì. No, sai perché mi è venuto un freddo? Che se quelle cose lì, se fosse vero che lui le avesse fatte, ecco, io capisco perché la gente, tanti non votano Salvini, perché se fosse lì lui farebbe quelle cose lì, quei tagli lì enormi, e sai, a tanti non va bene, no? Non è che a tutti va bene i tagli, perché tocchi delle gerarchie che gli piace starli così come sono adesso, con tutti i privilegi, prebende, auto blu e tutte vale, tutte queste cose. Non so, sbaglio, Antonino? No, perché è chiaro però che per poter arrivare a fare zac ci vogliono i voti e ce ne vogliono tanti. È per quello che non lo votano. Guarda, c'è il 50% di gente che non vota, anche perché non sanno quello che fa Salvini, quello che sta facendo, quello che appunto, come ha detto adesso Borghi, quello che sta facendo, se pensi che le persone poi lo sanno, ma va, sono tutti, guarda, non voglio dire, ma lo dico, tutti coglioniti, non so cosa vedono la televisione, ma nessuno sa niente, ma va. La Meloni, vabbè, ma noi siamo qua con la radio e facciamo il nostro lavoro, per cui... Certo, ma tanto lo fate, ma tanto, ma io parlo con la gente, questi qua, ma va. Vedono il Grande Fratello, i giochi, quelle cose lì, ma figurati, giuro Antonino, giù. Comunque, adesso che la Meloni ha raggiunto il suo scopo, che è data di qua, di là, con il Trump, adesso dovrebbe pensare un po' anche al popolo, a noi, a fare le cose che ha detto che faceva, che sono state scritte anche nel programma. Lei doveva chiudere i porti, lei doveva venire via dall'Europa e doveva fare l'autonomia. Io sono qua ancora a aspettare l'autonomia, sono 3 anni. È vero, Antonino? Grazie. Ma ha detto Calderoli che per fine anno è tutta realtà, e la legge è realtà, per cui siamo qua. Ciao, va bene. Buonasera, buonanotte. Ciao Antonino, ciao. Grazie, buonanotte cara. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera, sono Anna da Como. Benvenuta. Grazie. Io sono d'accordo su quello che ha appena detto l'ascoltatrice, che molto lavoro della Lega purtroppo non viene reso noto, le persone non lo sanno e quindi poi alle urne votano Forza Italia piuttosto che Fratelli d'Italia, oppure non vanno a votare. Questo è veramente un peccato, perché i nostri politici veramente lavorano molto e fanno interventi, leggi, normative che come si fa a non essere d'accordo? Ecco. A vantaggio proprio anche del popolo, della gente comune, di quella che ha più bisogno. La politica questo dovrebbe essere. Esatto. Io volevo dire una piccolissima esperienza
una piccolissima esperienza che ho fatto in un viaggio tanti anni fa in Israele. Ho avuto la fortuna di avere questa guida che era un palestinese espertissimo in archeologia e cristiano, faceva parte del 3% dei palestinesi cristiani che vivevano lì, e ricordo che parlando di Gaza eccetera diceva che i palestinesi che vivono in Cisgiordania desideravano staccarsi da Gaza, da questa striscia in terra, perché lì c'era proprio un mondo di esaltati, di tribù, di gente che ingestibile, di gente altro che parlano di popolo palestinese, ma questi non hanno neanche la minima idea di che cos'è il senso di popolo e ancora tanto meno di Stato, di confini. Quindi mi ricordo che mi impressionò questa testimonianza fatta da lui che diceva: noi qui in Cisgiordania vorremmo staccarci da quella gente lì, e lo dimostra adesso sentendo le notizie di quello che sta avvenendo lì a Gaza, che questi si stanno scannando fra di loro e non rispettano gli accordi presi. Viene da pensare che veramente in quella terra c'è bisogno che ci sia qualcuno che li governi, e forse l'errore che hanno fatto gli israeliani è stato quello di lasciarli troppo fare. Dispiace dirlo, però i fatti che parlano, questi lasciati a loro stessi dimostrano di non sapere vivere neanche fra di loro in pace. Lì sono tutte tribù, probabilmente mafie, e quindi veramente qui in Occidente si fa tanta ideologia guardando quella realtà. Ecco, esatto, ecco il dito nella piaga, brava, si fa tanta ideologia, brava. Tanta ideologia, perché noi non vogliamo guardare che conoscere veramente cosa c'è lì, e allora poi si potrebbero trovare forse delle soluzioni. E comunque io sono convinta che questa purtroppo è una guerra che andrà avanti ancora per secoli, perché se pensiamo che a volte uno screzio fra parenti si creano un odio nelle famiglie, magari solo per un pezzo di terreno che l'ha ereditato un fratello piuttosto che un altro, lì ci sono stati tutti questi morti, queste distruzioni, possono esserci, devono passare i secoli, ma devono essere aiutati a trovare degli spazi di serenità, magari dove si possano, magari neanche convivere, ma ognuno nel proprio spazio, perché deve sedimentare questa violenza che c'è. Non possiamo pensare che la pace è così, in un secondo arrivi, però c'è tanta gente che soffia sul fuoco perché la pace lì non ci sia. E come diceva lei prima, forse una soluzione è sicuramente quella di chiudere i rubinetti. Peccato che l'Iran non è stato presente all'incontro che hanno fatto con Trump, perché se questi smettessero di mandare i soldi e se tutti quanti smettessimo di mandare i soldi, secondo me è un inizio di pacificazione. Non so, lei cosa ne pensa? Io penso che ci sono voluti 77 anni perché i paesi circonvicini di Israele finalmente lo riconoscessero e firmassero gli accordi di Abramo. Quindi è probabile in realtà che le ruote della storia abbiano preso a girare a una velocità che noi nemmeno sospettiamo per adesso, ed è molto probabile che specialmente con la caduta dell'Iran questo regime di tagliagole, che è quello di Hamas, cada e finalmente possa venire fuori una nuova leadership che riconosca due popoli e due stati, garantisca dei diritti e probabilmente ne garantisca anche una ricostruzione vantaggiosa per tutti della striscia di Gaza. Questo è il punto, perché l'aspirazione alla pace è di tutti, non è soltanto degli israeliani, non è soltanto
dei palestinesi. Poi appunto c'è chi fa ideologia e basta, e sono tutti quelli come quei galantuomini all'Europarlamento, che quando è arrivata la notizia dell'accordo per il cessate il fuoco, i banchi del centrodestra si sono alzati a festeggiare, i banchi del centrosinistra sono rimasti muti. Vergogna sia su di loro. Vergognoso, veramente. Sì. Perché a me hanno insegnato che la pace è un dono per tutti, indipendentemente da quello che uno è. Perché se è pace per tutti, quindi bisognerebbe essere contenti. Se non sei contento vuol dire che evidentemente tu pensavi ad altro. Sì, ma poi parlano di pace, basta vedere come parlano, come si esprimono il loro desiderio di pace, queste manifestazioni. Ma mia cara, stasera gioca l'Italia, la partita contro Israele, e stanno militarizzando Udine. Che cacchio di male hanno fatto gli udinesi per beccarsi sto casino? Appunto, ma questi vogliono dire che hanno la pace nel cuore, perché poi la pace deve essere prima della persona, di ognuno di noi nel cuore delle persone. Non è che la pace è uno slogan e basta. Comunque penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso, guardando queste manifestazioni che sono avvenute qui in Italia e questa gente che parla di pace, lo capisce che mentono sapendo di mentire, perché loro la pace non sanno neanche che cos'è, perché non ce l'hanno nel loro cuore. Appunto, prima di tutto nel cuore. Grazie mia cara. Salve, buonasera. Buona serata. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao, sono Marco del Settimo Torinese. Buonasera a tutti. Artista. Che mi dici? Ma che ho avuto una giornata pesantuccia oggi. Comunque va bene così. Da stamattina mi giravano in testa alcuni dubbi, magari tu puoi quando hai detto aiutarmi mi giravano, ho detto io, povero me, giusto da me doveva venire a incazzarsi. Va bene, dimmi. No. Sai com'è, no? Allora, primo dubbio, com'è che nessun rappresentante della Commissione europea o del Parlamento europeo è stato invitato a Sharm per visionare la firma degli accordi? Vuol dire che l'Europa non conta proprio niente? Direi che ti sei dato la risposta da solo. Ecco, quindi Vediamo l'Europa non conta niente. Vediamo il prossimo dubbio qual è. Il prossimo dubbio è, ma l'albanese, che dovrebbe essere l'inviata dell'ONU per Gaza, com'è che non l'hanno invitata a presenziare alla firma della pace? Vuol dire che anche l'ONU non conta niente, giusto? Ma perché, scusami, questa pace è stata negoziata dall'ONU o è stata negoziata da Trump mettendo il suo peso e il prestigio degli Stati Uniti d'America sul piatto? Insieme, attenzione, insieme ai paesi arabi. Non dimentichiamo questo, insieme ai paesi arabi. Cioè, no? Ma è la prima volta che i paesi arabi intorno a Israele stanno facendo pressioni per avere la pace in Terra Santa. Cioè, è una cosa epocale e quella non si sa come definirla di albanese, e dice la pace non durerà, la pace è qui, la pace non è valida, non è buona. Ma dove siamo? Vabbè, contenta lei, contenti tutti, siamo nel libero dibattito, ma quello che conta è la realtà. Chi se ne frega, insomma, di certe opinioni da parte peraltro di una persona estremamente imparziale, anzi parziale tra le due parti, una signora che ricevendo un premio dal sindaco di Reggio Emilia, il quale ha detto semplicemente vogliamo la pace e vogliamo la liberazione degli ostaggi, gli ha detto: sindaco, non si permette, per questa volta la perdono, ma non si permetta più di dirlo. Ecco, credo che l'opinione di una persona che dice queste cose, sì, va bene, ne prendiamo atto, ma occupiamoci delle ruote della storia che girano, perché sono quelle che contano. E la pace non l'ha fatta l'albanese, l'ha fatta Trump insieme ai paesi arabi.
Sì, però vuol dire che l'ONU non conta niente, vuol dire che l'Europa non conta niente. Facciamocene una ragione. Guarda, se mi dai 10 secondi che mandiamo un jingle, continuiamo questa nostra Ma no, chiacchierata. dai, perché sono stanco. No, ti saluto e ti auguro ancora buon lavoro e buona serata. Va bene, allora bella gente, grazie intanto Marco. Ciao. Ciao, noi ce ne andiamo 10 secondi in pausa, che sono 2-1, le 19:30 in questo momento, e poi torniamo, tanto il telefono è aperto allo 0292947222. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora, rieccoci qua, alle 19:30 minuti e 26 secondi, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, se volete intervenire il telefono è aperto allo 0292947222. Ecco, Marco però non è che ha infilato il dito nella piaga, ci ha infilato tutto l'avambraccio, perché giustamente dice, ma scusate, com'è che non c'era l'ONU e com'è che non c'era l'Unione Europea? Aggiungerei, perché com'è che non c'era la Spagna? Sapete che il socialista Sanchez, Davis, se mi stai ascoltando da Malaga, chiama pure, perché mi voglio fare 4 risate assieme a te. Dicevo, la Spagna non ha presenziato a quest'atto, e secondo voi perché? Perché il presidente del governo spagnolo si è mosso in una maniera che definire antisemita e fargli un complimento, o quantomeno antisionista, diciamo così. Andiamo avanti. L'Unione Europea, scusate, agli occhi di Trump è il nulla. L'Unione Europea che cosa ha fatto in tutto questo per ottenere il cessate il fuoco? Che cosa è accaduto? Zero. E poi c'è l'ONU. L'ONU è un organismo che ormai non risponde più né al mondo in cui ha debuttato, perché vi ricordo che la prima riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU risale al 1945, poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. È un prodotto della spartizione del mondo operata a Yalta, degli equilibri che sono nati a Yalta, quando i tre grandi, Roosevelt, Stalin e Churchill, e poi Truman al posto di Roosevelt, hanno deciso l'assetto del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma il mondo sta cambiando ancora, e stavolta non per una guerra, ma attraverso manovre economiche, blocchi di potere, anche una guerra come quella in Ucraina, per carità, ma nei fatti sono blocchi di potere che si stanno ridisegnando, e di conseguenza anche l'ONU dovrebbe cambiare. L'ONU oggi è come ha detto Netanyahu, lui ha ringraziato Trump per aver difeso Israele all'ONU in quella che Netanyahu aveva definito palude antisemita, e questo è vero, perché i documenti emanati dall'ONU, le figure mandate dall'ONU a cercare di fare qualcosa in questa vicenda non sono state assolutamente, non hanno avuto assolutamente alcun interesse in merito e nessun riguardo rispetto alle ragioni di Israele. Sia vergogna perenne per l'ONU sapere che alcuni boia del 7 di ottobre erano dei dipendenti della UNRWA, l'agenzia per i rifugiati palestinesi. Sia vergogna perenne per l'ONU per il fatto che sotto una sede di questa agenzia il contatore elettrico era collegato coi tunnel di Hamas. E allora, voglio dire, che cosa doveva venire a fare l'ONU a Sharm el Sheikh? A prendere il sole? Ce n'è tante spiagge a New York, c'è problema di venire a prendere il sole a Sharm el Sheikh. Quindi voglio dirvi, cosa vuol dire questo? E Marco giustamente pone questa domanda. Vuol dire che alcune istituzioni, una non ha il peso che dovrebbe avere dell'Europa,
perché con Trump è l'applicazione del principio di Kissinger, no? Dice, io ho l'agenda, ma se devo parlare con l'Unione Europea, con l'Europa, non so a quale numero di telefono debba chiamare. L'altra cosa è invece il fatto che c'è un'organizzazione internazionale alla quale dovrebbe essere chiamata, alla quale è demandato garantire la pace mondiale anche attraverso le sue forze di interposizione, i caschi blu, eccetera, 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 la quale non fa niente di tutto questo. E anzi, al suo interno c'è una special rapporteur chiamata a intervenire per questo, che se qualcuno dice liberate gli ostaggi israeliani, dice io ti perdono, ma la prossima volta non lo dire più. Se il sindaco di Reggio Emilia, insomma, avesse voluto fare un gesto, avrebbe dovuto a quel punto toglierle la targa e il premio e dirle signora, mi perdoni, ma credo che questa affermazione non la renda tanto meritevole di percepire il premio che le stiamo dando. Perché qui è proprio una questione di umanità. Perché la guerra è cominciata per riprendersi quegli ostaggi, che erano 250, vi ricordo. E vi ricordo che molti di questi, quando sono stati restituiti, hanno fatto quelle chiassate disgustose con il palco e l'attestato di compiuta prigionia, non so che diavolo di roba gli abbiano dato. Questi sono i fatti, questi sono i fatti. C'è stato un presidente di nome Joe Biden, la cui forza politica nulla non è stata in grado di ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi. Può piacere o meno, ma questa è la realtà. C'è voluta la cazzimma di Trump, c'è voluto riprendere la strada degli accordi di Abramo che l'America di Biden aveva abbandonato. C'è voluta anche la forza applicata da Israele, espressa da Israele nel corso di questa guerra, non solo con Hamas, ma anche contro gli Houthi, ma anche contro Hezbollah, ma anche contro l'Iran, perché vi vorrei ricordare che è stata una guerra combattuta su più fronti. E allora questo ha cambiato le cose. Il professor Ugo Volli, che molti di voi ricorderanno, è stato nostro gradito conduttore, aveva una bellissima rubrica in questa radio, lo ha scritto su Shalom, la rivista della comunità ebraica romana, stamattina. Israele è stato preso alla sprovvista come nel 56 e come nel 73, ma quindi la crisi di Suez e lo Yom Kippur, ma esce da questa guerra molto più forte e soprattutto lancia un messaggio ai suoi nemici. Chi osa alzare la mano contro Israele poi la paga cara. Perché torna a ripetere, Sinwar, il capo militare di Hamas, banda di tagliagole, voleva, e dagli appunti che sono stati trovati, 6 pagine di appunti, aveva precisato come addirittura tutte le modalità per attuare questa strage. Cioè questo addirittura aveva calcolato la logistica di procurarsi il diesel, perché il diesel brucia più a lungo rispetto alla benzina, e con quello dare fuoco ai kibbutz, ammazzare più gente possibile, eccetera, 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 eccetera. Questo è. E chi in Italia è sceso con quella bandiera a esprimere, sia pure in buona fede, ma la verità gliel'ha detta Lapid, il capo dell'opposizione israeliana, voi siete stati manipolati dai terroristi con i soldi dei terroristi, ed è così. Ed è così, chi è sceso con quella bandiera, sia pure per quanti in buona fede, ha testimoniato i valori, chiamiamoli così, di un gruppo di assassini quale Hamas. Perché quella non è la bandiera della Palestina, ma è la bandiera di Hamas, come il loro portavoce ha precisato, perché loro avrebbero voluto far nascere uno Stato palestinese dai frutti del 7 di ottobre. Il che significa che è lo Stato di Hamas nato dall'azione di Hamas. Tutto qui. Direte voi, tutto qui? Sì, tutto qui. Questa è la logica del male, la più semplice logica del male. Va bene, insomma,
va bene. L'importante è che adesso si apra veramente un periodo di speranza, perché ce n'è bisogno in questo mondo così contorto, e l'augurio è che Trump usi la stessa determinazione e la stessa cazzimma nei confronti di Putin per portare alla fine di questa guerra in Ucraina, visto che l'Unione Europea non è stata in grado di porre fine a questa guerra. Bene, andiamo a vedere adesso l'ANSA, perché siamo ormai quasi alla chiusura, sono già le 19:39 minuti e 52 secondi, il telefono comunque è lo 0292947222, manovra da 18 miliardi, taglio dell'IRPEF dal 35 al 33%, risorse per salari e famiglie, da banche e assicurazioni contributo di 4 miliardi e mezzo, come ci diceva il senatore Claudio Borghi Aquilini, poi abbiamo pace fiscale per tutto il 2023, revisione dell'ISEE, 2 miliardi per adeguare. Se io non avessi queste pubblicità nel mezzo, cara ANSA, sarei contento. Ci vuole molta pazienza, ragazzi, ci vuole tanta pazienza. Per adeguare le retribuzioni, 3,5 per la lotta alla povertà, alla sanità 2 miliardi e 4 in più. Torna il super ammortamento per le imprese. In Italia 5 milioni e 7 di poveri assoluti, 1 su 3 e 1 straniero. Ancora Medio Oriente, stasera Hamas consegnerà altre salme di ostaggi, altre 4. Il femminicidio Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello contro l'ergastolo, parla di sincero pentimento. Nel Veronese l'esplosione durante lo sgombero, morti 3 carabinieri, arrestati 3 fratelli, in casa bombole e molotov. Il comandante della provinciale dei carabinieri commenta quanto avvenuto appunto a Casteldazzano, un gesto folle, noi siamo con i carabinieri e con le famiglie dei caduti, perché questa è stata una vera e propria strage. Il titolo, il suo trionfo, Trump sulla copertina di Time, lui commenta, la foto è brutta, il presidente USA su Truth, mi hanno fatto scomparire i capelli, perché è fotografato dal basso verso l'alto. Rapporto Istat, appunto, in Italia 5 milioni e 7 di poveri assoluti, 1 su 3 è straniero. Andiamo anche a dare un'occhiatina, già che ci siamo. Ecco, abbiamo un'ultima notizia, un'ultima ora dell'ANSA. Giorgetti, la manovra è delineata, venerdì racconteremo i particolari, li presenteremo, per cui venerdì sapremo tutto quanto volevamo sapere, non abbiamo mai osato chiedere della manovra fiscale 2025. Siamo all'ADN Cronos, al di là della notizia d'apertura che è appunto sulla manovra, esclusivo dell'ADN, massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge. Ancora parliamo di Angelo Izzo, uno che dopo 30 anni di carcere è uscito e ne ha ammazzate altre 2. Forse non sarebbe il caso nemmeno di farlo sapere che si è laureato. Mel Gibson a Cinecittà gira il sequel della Passione di Cristo, nel cast tanti italiani. Hamas consegnerà stasera i corpi di 4 ostaggi, Israele attende e dimezza i camion di aiuti a Gaza, che è la notizia di cui vi abbiamo parlato. L'ultimo libro di Gennaro San Giuliano, Il Sultano, la vita di Recep Tayyip Erdogan. Turetta che rinuncia all'appello contro l'ergastolo, poi Trump, nuovo elogio alla Meloni, ispirazione per tutti, la Premier, molto gentile amico mio, sui social il presidente USA loda il libro Io sono Giorgia, la Presidente del Consiglio risponde taggando il tycoon. Tra l'altro avete visto il video dove lui ha detto c'è qua una bellissima donna, se lo dicessi in America la mia carriera sarebbe finita, ma questa bellissima donna io la voglio salutare, una bravissima premier, la numero 1 nel suo paese, insomma ne ha fatto un bellissimo panegirico. Poi ancora, volo Sharm Roma, fumo sull'aereo, atterraggio d'emergenza a Napoli, a bordo numerosi turisti italiani e operatori dell'informazione di ritorno dal vertice sulla pace organizzato nella località egiziana.
Francia, le Cornu, riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali. Paura, eh? Ma tu sei proprio un Le Cornu, ma delle Cornu di quelli appuntiti, vedo. Esplosione durante lo sgombero di un casolare, appunto, morti 3 carabinieri, fermati 3 fratelli in casa, bombole di gas e molotov. Ancora Instagram per adolescenti, si cambia, siamo sempre sull'ADN Kronos, cosa succede con le nuove regole? Post con linguaggio forte, acrobazie rischiose, comportamenti dannosi saranno nascosti e non suggeriti. Gli adolescenti non potranno più seguire account inappropriati, signore e signori. Va bene, allora noi abbiamo terminato per questa sera, appuntamento domani alle 18:05 trattabili con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ci salutiamo con una bella canzone, i Baustelle, La guerra è finita del 2005. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Vivere non è possibile, lascio un biglietto inutile, prima di respirare il gas, prima di collegarsi al caos. E la mia amica era una stronza, aveva 16 anni appena, vagamente psichedelica, la sua t-shirt all'epoca, prima di perdersi nel punk, prima di perdersi nel crack, si mise insieme ad un nazista conosciuto in una rissa, e nonostante le bombe vicine, la fame, malgrado le mine, sul foglio lasciò parole nere di vita. La guerra è finita, per sempre finita, almeno per me. Emotivamente instabile, viziata ed insensibile, il professore la bollò ed un caramba la incastò. Durante un furto l'essere lunga pianse, non le piacque affatto, e nonostante le bombe alla televisione. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro